ti sta a divertire un po' troppo, frate. Oggi l'oroscopo dice stelle favorevoli per quelli nati sotto il segno del divertimento. Il mio segno invece dice che oggi mangerò sul lungomare a pranzo. Il mio segno invece dice che faremo una puntata pazzesca. Inizia Playa Bonita. In occasione del 20° anniversario del 100° vi sfidiamo con un gioco. Se indovinerete cosa c'è dentro la shopper, ve la regaleremo. Andiamo! In occasione del 20° anniversario del 100°, se indovina cosa c'è dentro toccando, è sua. Un centesimo c'è. Ci sono soldi. E quando c'è? Un barattolo c'è, penso. Di cosa? In occasione del 20° anniversario del 100°, mi deve dire cosa c'è qua dentro. Può solo toccare, ok? Non può guardare. Può toccare anche da dentro. Bancarè. Bancarè. No. Di cosa? Vuoi? Tu mi dici. Tocchi dentro. Tocchi dentro. Un altro tentativo, dai. In occasione del 20° anniversario del 100°, oggi facciamo un gioco. Se indovina cosa c'è qua dentro, le regalo la busta del 100°. Può solo toccare, non può guardare. Va bene. Può mettere una mano dentro. Non guardare. Cosa possono essere? Aspetta, vedo bene. È cibo, eh? Ah, non lo so. No, non lo so. Beh, spara. Chi Ne spara? conosci? È marmellata, pesto, Nutella, crema, acqua. A pranzo. A pranzo non ho niente. Un ragù. Mostriamolo, dai. Vediamo cosa c'era. Allora, aspetta. Aspetta. Vabbè, usciamolo. Ciao. Tiralo fuori, Paolo. Aspetta. Gambero. Ma vai. Vediamo cos'è. Gocciamo. Ah, no, a passa casa se ci devono niente. Ragù, glielo diamo valido? Se io ti dico colazione. Biscotti. Oppure? Pane figlio. Pane. Questo è quello che mangio io, veramente. Ma non lo sai come si chiama? No. Plum cake. Plum cacchia. Plum caca. Peccato, ragazzi. No. Va bene, niente, ragazzi. Grazie. Ha perso. Questa è sua. Grazie. Ringraziamo il 100°, ringraziamo Playa Bonita. Iniziamo a Playa Bonita, il 100° e tutto Lo staff. che c'è qua. Tra amicizia e amore c'è una sottilissima linea e appunto per questo oggi andremo a parlare di un qualcosa che è capitato a tutti almeno una volta nella vita. Hai mai avuto una cotta per il tuo migliore amico? Andiamo a scoprirlo. L'estate è la stagione dell'amore e a proposito dell'amore io vorrei chiederti, ti è mai capitato di innamorarti o magari invaghirti di un amico? Migliore amico, sì. Mamma mia, abbiamo fatto danno, ma cosa è successo? È cambiato il rapporto, c'era già stato un interesse già da prima da parte sua e ora stiamo insieme da 4 anni. Ah, quindi adesso siete diventati una coppia? Sì. Quindi non è andata male, anzi. No, è andata bene. Sì, mi è capitato, ma secondo me soprattutto in età giovane, quindi in età adolescenziale, in cui i sentimenti sono comunque molto forti e in cui è complesso anche comprenderli e metabolizzarli, si riesce facilmente a confondere magari un forte senso d'affetto con quello che poi per noi sarebbe l'amore, però comunque crescendo, diventando un po' più grande, ho capito che effettivamente sono due cose distinte e separate e ho capito cos'è veramente l'amore per me. Ma ti è mai capitato di innamorarti di un amico? No, mai. Amico. Mi è capitato di innamorarmi, però è sempre nata già come un qualcosa che è nato così. Ok. Amico mai.
Quindi non hai mai avuto un amico che poi si è tramutato in qualcos'altro? No, mai. Ma poi com'è andata a finire questa storia? Quindi ti sei innamorato, invaghito di questa amica? Ti sei anche dichiarato? Sì, mi sono dichiarato, vabbè, è andata per un po', poi appunto ho avuto questa realizzazione e ho incontrato un'altra persona che mi ha fatto capire veramente qual è il significato dell'amore. Quindi era solo una forte amicizia, non era... Sì, diciamo che era una forte amicizia, anche perché secondo me quando si è piccoli è facile non è facile distinguere cos'è veramente l'amore. Quindi secondo te l'amicizia non può cambiare? Se un amico mi hai appena detto resta tale? Sì. Io infatti ho molti amici uomini e sono sempre rimasti amici. Quindi tu riesci a distinguere tranquillamente l'amicizia dall'amore, non ti è mai capitato? No, però ho 35 anni, non lo so, magari potrà cambiare. Ma al contrario invece ti è mai capitato che magari un amico ti abbia dichiarato il suo amore? Sì. Quindi magari il problema è negli uomini. No, non lo so questo, però dico è capitato al contrario, però è sempre stato messo in chiaro fin da subito che per me amicizia è amicizia, altro è altro, ma fin da subito. Allora, se si parla di amicizia semplice, forse sì. Però quando già si diventa migliori amici, forse sì, da uno dei due c'è sempre qualcosa, cioè nasce sempre qualcosa. L'amicizia, secondo me, tra maschio e femmina esiste, tra uomo e donna, ed è solo amicizia. E com'è finita questa storia, se posso chiederti, di questo amico che ti ha dichiarato di provare qualcosa per te e tu hai detto no, sei solo un amico, friendzone? Siamo rimasti amici perché ero stata chiara fin dall'inizio, quindi non c'è mai stato, sai, quell'illusione iniziale. Quindi lui mi ha solo detto io ti dovevo dire quello che provavo e basta. No, io sono molto chiara. Giusto, giustissimo. Non voglio far soffrire nessuno e spero che nessuno faccia soffrire me, così tutto chiaro subito. Ciao Playa Bonita. Un saluto a Playa Bonita. Ciao a tutti gli ascoltatori di Playa Bonita. Hai mai pensato di aprire una tua attività e di trovare il nome giusto e soprattutto di controllare se il dominio è disponibile? Con Flazio Domains, la nuova applicazione di Flazio, puoi controllare se il tuo dominio è disponibile e lo fai in tempo reale, immediato. Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare la tua identità digitale in maniera semplice e veloce. Ragazzi, se tu dovessi aprire la tua attività come costruttore di teatrini per bambini, come la chiameresti? Il paradiso dei bambini. Paradiso dei bambini, perché? Perché il teatro secondo me potrebbe essere un posto molto bello dove i bambini possono passare il loro tempo. Prendiamo il telefono e controlliamo subito. Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare la propria identità digitale in maniera semplice e veloce. Se ti dovessi mai aprire un'attività di ventagli per l'estate, come la chiameresti? Salvavita, Perché? Salvavita. perché potresti morire dal caldo. E il ventaglio invece? Il ventaglio ti salva dal caldo. E non ti lascia mai a piedi perché non si scarica mai. Assolutamente no, è manuale, quindi. Adesso noi facciamo una cosa. Direttamente controlliamo se il dominio di questo nome è disponibile. Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare la tua identità digitale in maniera semplice e veloce. Se dovessi aprire la tua attività di detersivi alla spina, come la chiameresti? Moretti Clean. Moretti Clean. Moretti Clean. Moretti Clean. Perché Moretti? Moretti comunque è un tipo di birra che si può fare alla spina. Clean comunque legata al detersivo, quindi Moretti Clean è un buon abbinamento. Moretti Clean potrebbe anche funzionare. Allora guarda, adesso con l'applicazione di Flazio in diretta controlliamo se il dominio è disponibile. Flazio Domains è l'applicazione di Flazio che ti permette di creare la tua identità digitale in maniera semplice e veloce. Se dovessi aprire la tua attività come creatore di collanine per l'estate, come la chiameresti?
Necklace.it. Addirittura, ragazzi, ci lanciamo sull'internazionale, mercato grosso. Ormai sì, ci vuole, internazionale. Senti, allora controlliamo in maniera diretta, quindi in diretta, se il dominio è disponibile. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao amici di Playa Bonita. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao ragazzi, un bacio. Salutiamo gli amici di Playa Bonita. Un saluto. Si sente sempre di più parlare dell'intelligenza artificiale, che ormai è diventato uno strumento tra i giovani, tra le persone che lavorano. Però noi di Playa Bonita oggi siamo andati a chiedere proprio a queste persone: ma l'intelligenza artificiale serve davvero e soprattutto sta sostituendo le persone? Andiamo a chiederlo e a scoprirlo insieme. Parlando di intelligenza artificiale, noi siamo d'accordo, non siamo d'accordo? Che si fa con questa intelligenza artificiale? No, si deve proprio cestinare e buttare nella spazzatura, perché va bene che tu allarghi un pochino i tuoi orizzonti, conosci un pochino più cose, ti aggiorni, ma fare elaborare agli altri un tuo pensiero, un tuo comportamento non mi va. Quindi utilizzarlo come uno strumento che possa aiutare nella giornata, ad aggiornare, nel lavoro, ad accumulare un pochino più di conoscenza, sì. Però ma sostituirlo a una persona. No, già sostituiamo troppe cose. E invece così non dovrebbe essere. No, completamente no. Quindi io non faccio nemmeno la domanda se tu lo usi oppure no. No, non lo uso. Non mi interessa. Se sono ignorante rimango ignorante, ma sul mio pensiero e sulle mie non lo uso quasi mai. Magari basta sfogliare un buon libro. Appunto, che oggi si legge molto poco. Allora, ciao a tutti, buona estate, mi raccomando, guardate tutte le puntate di Playa Bonita perché sono risate assicurate. Intervista bagnata, intervista fortunata. Senti, ma cosa pensi tu dell'intelligenza artificiale? Io penso che sia un qualcosa che sicuramente possa aiutare noi cittadini, sotto noi lavoratori, ma che debba essere usato in maniera consona e prudente. Perché non esagerare. Esattamente, non esagerare. Tu usi l'intelligenza artificiale? Sì, non tanto, però la uso, sia per lavoro che per piacere, in base all'esigenza. Ormai appena abbiamo un problema chiediamo subito l'intelligenza artificiale, quindi. Basta però non sostituirla a una persona. Assolutamente, quello mai. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao Playa Bonita, un saluto. Parliamo di intelligenza artificiale, ma tu cosa ne pensi? L'intelligenza artificiale sicuramente sarà qualcosa che ci accompagnerà per il futuro, nel bene e nel male, perché purtroppo c'è chi la usa per fare delle cose buone e c'è chi la usa per fare cose sicuramente meno buone. Dipende, ovviamente è uno strumento, e come ogni strumento bisogna imparare a usarlo, studiarlo e sfruttarlo. Il consiglio che possiamo dare a chi utilizza l'intelligenza artificiale? Studiatela, perché non è facile, diciamo, da utilizzare per gli scopi professionali, però sicuramente dà una spinta in più per tantissimi tipi di professioni e lavori che ci girano intorno. Si può utilizzare per tutto, ormai le applicazioni sono dalla vita quotidiana. Sicuramente ci sono ancora delle cose che non riusciamo neanche noi a immaginare. Penso che nasceranno nei prossimi anni delle applicazioni nuove. L'importante è che non sostituiscano le persone. No, questo secondo me è uno strumento che può potenziare le capacità dell'uomo, ma secondo me non deve sostituire le attività dell'uomo. Un saluto a tutti, a tutta la Sicilia e a tutta Catania. E a Playa Bonita. Manca ormai pochissimo all'introduzione dei numeri arabi anche in Italia, ma che cosa ne pensa il popolo italiano? Andiamolo a scoprire.
Stanno per introdurre i numeri arabi, ma cosa ne pensiamo qua? Che è meglio l'italiano. Perché non li capiresti in arabo? No, impossibile. Cosa capisci tu? Niente. L'italiano? L'italiano sì. E se fossero inglesi? L'inglese. Stanno per introdurre i numeri arabi, cosa ne pensi? Ma unica. Accada in Italia, va. Quindi. Tu che ne pensi? No. Ma come no? Perché? Numeri arabi in Italia. Che cazzo andiamo a fare dei numeri E arabi? tu usi comunque i tuoi. Infatti. Quindi che ti interessa a te? Infatti a me non mi interessa. Quindi Chi usiamo- vuole parlare arabo, vuole parlare arabo, chi vuole No, è solo numeri, solo con i numeri. i numeri. Ma lo dobbiamo dire in arabi. In arabo. Se volessero introdurre questi numeri in inglese va bene? Sì. Ok, però adesso li stanno introducendo in arabo a settembre. Ok. Tu sei favorevole quindi? Certo. Ma li impareresti? Può essere. Se vuoi anche in arabo, li puoi usare in italiano, però sarebbe opportuno dirli anche in arabo. No, non sono d'accordo. E che cosa ne penserà la gente secondo te? Marco! Si rifiuterà. Ma lei non si vergogna? Si rifiuterà proprio dei numeri arabi, perché non si possono pronunciare proprio. E come li pronuncio? Secondo te l'uno come si dirà? Bla bla bla. Non è in un minuto e mezzo che devi rispondere, non può essere. Ma non lo so, dipende che numeri. Arabi sono. Allora sì, dai. Li possiamo introdurre, va. Vai. Cosa pensi che la gente penserà? I numeri arabi. Sarà favorevole, contraria? Ma non erano indovinelli. È un indovinello, Per te secondo te la gente come la prenderà questa cosa? Sono difficili. E dei numeri arabi in Italia che ne pensi non ho però? bevuto, anche quello sì. E dei numeri in Italia? Arabi? Cosa? Stanno per introdurre i numeri arabi in Italia. La gente è nervosa, è arrabbiata per questa cosa. Per i numeri arabi? No, i numeri vengono dall'arabo, giusto? Vero? La matematica, sì, penso di sì. Vabbè, però noi li diciamo in italiano lo stesso. Ok, 1, 2. Bravo. Salutiamo Playa Bonita. Ciao Playa Bonita. Bravo. Sì. Vado! Mandiamo un messaggio a chi non ci crede che stanno arrivando i numeri arabi. Com'è? Mandiamo un messaggio a chi non ci crede che stanno arrivando Siete razzisti di merda! Salutiamo Playa Bonita. Playa Bonita, Anche i razzisti. Anche razzista? Salutiamoli pure. Va bene, anche tutti i razzisti. Vaffanculo. Le serate in discoteca, lo si sa, sono sempre dinamiche, mai statiche, momenti memorabili, figuracce indimenticabili ed incontri un po' casuali. Ma a tal proposito, qual è la cosa più strana accaduta nella movida del catanese? Andiamo a scoprirlo. Qual è la cosa più strana che ti è accaduta in discoteca durante una serata? Una ragazza mi ha sboccato addosso e questa ragazza è la mia migliore amica. Ci siamo sboccate addosso a vicenda e da lì è nata la nostra amicizia. Stavo per chiederti è ancora tua amica, ma a quanto pare è stato reciproco. Cosa? Stavo per chiederti è ancora tua amica questa ragazza, però a quanto pare è stato reciproco. Esattamente. Frequenti la discoteca, la movida catanese? Da poco. Però vorrei sapere da poco qual è la cosa più strana che finora ti è successa in discoteca? La cosa più strana non mi viene in mente, però tempi addietro mi è successo che un ragazzo ci prova con me, questa è la cosa più strana, però non sto dicendo che è una cosa proibitiva, nel senso non è una cosa brutta. Quindi siete state unite da questo scambio importante di liquidi? Esattamente, è stato proprio l'inizio della nostra love story. Infatti è lì. Ah, quindi vi siete conosciute così? Sì. Con lo scambio di vomito? Esattamente. Che romantico! No, perché non sono come per fetici, devono essere puliti, se no niente. Quindi inviamo un messaggio. Che tipo di piede ti piace? Pulito? Pulito, curato e possibilmente smalto rosso, per non sbagliare. Ah, di solito è smalto bianco, no? Smalto rosso, 37-40 va bene, ok, basta che è rosso lo smalto, mi raccomando. È pulito ovviamente, non deve fare odore di formaggio, è chiaro.
Ci sta, alla fine ci sei un bel ragazzo, l'altro ragazzo non sa, tu in effetti. No, vabbè, certo. Che gusti hai? Attentato. Uno nel dubbio ci prova. Certo. E se potessi darti un voto da 1 a 10, su quanto sei bravo a flirtare? Quindi ora ho capito, non ti piacciono gli uomini, parliamo di donne. Quanto sei bravo a provarci con una donna? Non lo so, non me lo so dare un voto, lo lasciamo dare agli altri, dai, Alle ragazze, dai. Quindi a chi ci sta guardando probabilmente. E anche a chi ci sta guardando, perché un brindisi a chi ci sta guardando. Un aneddoto strano che ti è accaduto in discoteca. Allora, una volta mi hanno chiesto di leccare i piedi, di leccare le piedi. E io giustamente non mi sono rifiutato ed ho leccato. Ma così, scusa? Sì, facevano un buon profumo, quindi non ho rifiutato. Ma scusa, dov'eri? Eri in spiaggia? Allo schifo party. Quindi fatti di sabbia, quei piedi, sudati. Passate inizio serata, 2 anni fa. 2 anni fa inizio serata, per fortuna erano puliti. Mandiamo un saluto a Playa Bonita. Ciao! E un saluto a Playa Bonita. Ciao. Un saluto a Playa Bonita e a tutte le persone. Ciao ragazzi, viva lo schifo sempre. Limoniamo il più possibile. Le strade della Sicilia hanno una voce unica e oggi noi l'abbiamo ascoltata attraverso le vostre parole. Storie di chi resta, di chi torna, di chi non può fare a meno di questo mare. Playa Bonita chiude qui il suo diario di bordo per oggi. Ci vediamo alla prossima puntata.